Carni Armonia è una manifestazione che mette assieme ben 24 comuni della montagna, comuni che spesso non hanno quell'attrattività che si meritano, quell'interesse che si meritano, perché molto piccoli, isolati, che però in questo momento di un turismo diverso, di un turismo slow, sono particolarmente interessanti. Quindi coniuga l'esigenza dei cittadini di poter avere un'offerta culturale adeguata e anche quella di un'attrattività turistica che è sempre più importante. Quindi diciamo una manifestazione veramente di livello internazionale che tra l'altro sposa artisti internazionali notissimi alle eccellenze della nostra regione e che toccano con la musica classica moltissimi luoghi. Un'iniziativa che diventa bella in sé ma anche pretesto per scoprire un territorio, però che oggi nella ricerca invece di un turismo come dire, lento, che vuole riscoprire i valori veri, insomma, profondi diciamo, delle tradizioni, veramente ci sta nella riscoperta delle iniziative enogastronomiche, ci sta nella qualità dell'accoglienza, nei rapporti col territorio, diciamo, e quindi quei piccoli musei e quindi un pretesto anche per conoscere pievi, sentieri, cammini che sono spesso inesplorati. Un binomio cultura, natura, luoghi, cittadini, diciamo quindi una scoperta proprio profonda del territorio, una scoperta che non si fa in 2 ore ma che magari speriamo che chi venga magari a vedere un concerto si fermi un paio di notti in modo tale da comprendere un po' di più questo territorio che a volte sembra anche scostante e che invece insomma una volta scoperto credo che non si dimentichi e ci si ritorni molto volentieri. La Regione ha sempre supportato ovviamente queste iniziative sia dal punto di vista culturale puro che dal punto di vista turistico, è anche ovvio, diciamo che oggi siamo molto contenti perché complessivamente il turismo internazionale va alla ricerca proprio di questo coniugarsi di cultura, di natura, di enogastronomia, di paesaggio e su questo veramente abbiamo poco da farci invidiare. Si tratta anche diciamo, di riuscire a cogliere questo momento particolarmente favorevole per il nostro territorio per rilanciare una montagna che sappiamo che diciamo, ha bisogno di trovare nuovo sviluppo per mantenere poi anche le persone che lavorano sul proprio territorio proprio per un equilibrio ambientale che è fondamentale. Quindi diciamo, credo che stiamo lavorando con coerenza assieme al vicepresidente Bolsonello proprio per dare spazio a un territorio che è veramente importante e che tra l'altro oggi con la macroregione alpina, la strategia nuova europea, può trovare anche una prospettiva importante a livello internazionale.